Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. A Porto Empedocle dolore e raccoglimento dopo l'arrivo delle bare per l'ultimo viaggio della Speranza conclusosi in tragedia mercoledì scorso, dove sono morti 23 migranti nel naufragio al largo di Lampedusa. Tra questi una bimba somala di 11 mesi, si cercano ancora i dispersi. Cambia il tempo, Sicilia in giallo nelle previsioni meteo delle prossime ore, la pioggia è già arrivata in certe zone e le temperature hanno subito un calo. Catania celebra l'esposizione del velo di Sant'Agata, tappa di avvicinamento alla festa d'agosto della Santa Patrona che sarà trasmessa in diretta da Telecolor, Antenna Sicilia e Sicilia Web. Migliaia di persone in strada per celebrare la fede e la passione verso Maria Assunta. La processione della Vara a Messina ha rinnovato un appuntamento che si ripete da 500 anni. A Piazza Armerina, dopo il caso di abusi di un ex sacerdote, si sono svolti tra fede e silenzio i festeggiamenti di Maria Santissima delle Vittorie alla presenza dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, e del vescovo Gisana. L'Etna continua a dare spettacolo con la colata lavica che si è formata nelle zone sommitali e raccontata anche nelle riprese dei droni del Corpo Forestale della Regione. Calcio, stasera si alza il sipario sulla stagione del Palermo, rosanero impegnati in Coppa Italia sul campo della Cremonese. Il tecnico Inzaghi: sono felice, dice, mi sembra di avere sempre allenato questa squadra. Domani esordio del Catania a Crotone, non convocati d'ausilio, Toscano è fiducioso anche per la stagione, gran seguito di tifosi in trasferta anche Trapani e Siracusa. Come avete sentito dai titoli, sono arrivate all'alba di oggi a Porto Empedocle, nell'Agrigentino, le bare dei migranti morti nell'ultimo naufragio al largo delle coste di Lampedusa. Dolore e raccoglimento di fronte alla piccola bara bianca con il corpicino della bimba somala di 11 mesi morta insieme al padre. Altri dispersi rimangono in mare. Davide Sardo. Una piccola bara bianca accanto a quella del padre. 10 corpi approdati all'alba al porto di Porto Empedocle, vittime dell'ennesimo naufragio di mercoledì scorso al largo di Lampedusa. La bimba somala, Vaikas Maxmoud Siom, avrebbe compiuto un anno l'8 settembre. Accanto a lei il papà. Saranno sepolti a Canicattì non appena la mamma sarà trasferita a Lampedusa e potrà assistere alla tumulazione. Un dolore silenzioso che parla di vite spezzate e di famiglie distrutte. In tutto sono 23 cadaveri recuperati, ma vi sarebbero ancora dispersi in mare. Sulla banchina la celebrazione di un rito cattolico e islamico alla presenza del prefetto Salvatore Caccamo e dei sindaci del comune agrigentini. Le altre salme saranno tumulate in altri cimiteri della provincia, 3 adulti a Palma di Montechiaro, 2 a Grotte, un adulto a Castrofilippo e un altro a Ioppolo Giancaxio. Un gesto di solidarietà che ha visto i sindaci mettersi a disposizione per offrire loculi e accoglienza ai defunti. Come si fa a rimanere indifferenti? Dovremmo avere dei cuori di pietra, invece il Signore ci ha detto di avere dei cuori di carne che soffrono con loro e con il resto dell'umanità per questa tragedia che non finisce mai. Il nostro mare Mediterraneo, che è stato crocevia di culture e anche di religioni, si è trasformato in un grande cimitero liquido. Domani arriveranno le altre salme rimaste a Lampedusa, mentre 220 migranti sbarcati con lo stesso traghetto sono già stati trasferiti nei centri di accoglienza. La piccola bara bianca, fragile e discreta, resta simbolo universale di ogni vita spezzata. Un monito a non dimenticare e un invito a costruire un Mediterraneo di accoglienza, dignità e speranza. Voglio che la mia bimba e mio marito possano essere seppelliti nello stesso posto in cui sarò tumulata io. È la richiesta della giovane somala che nel naufragio di mercoledì ha perso, come abbiamo sentito, la figlioletta di 11 mesi e il consorte. Fra i 259 migranti che da Lampedusa intanto sono arrivati nell'hub di Catania e nei centri per i minori non accompagnati della regione, ci sono tante donne in gravidanza. Una ventina di sopravvissuti hanno subito, presumibilmente in Libia, gravi forme di violenza e mutilazione dei genitali. Diversi profughi hanno paralisi al volto o sono sofferenti di epilessia. E cambiamo argomento. Meteo incerto per le prossime ore in Sicilia. Ad annunciarlo è il bollettino della Protezione Civile, che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con piogge sparse a prevalente carattere temporalesco e allerta gialla su gran parte dell'isola. Tonino De Mana.
È un weekend di Ferragosto all'insegna dell'instabilità, un po' come è successo ieri con alcuni acquazzoni che si sono abbattuti a cavallo tra le province di Siracusa e Ragusa nel Catanese e con possibili altre precipitazioni, anche di forte intensità, previste nelle prossime ore. Le prime avvisaglie ci sono state in mattinata nel Messinese alle Olie, colpite da un intenso nubifragio. Ad annunciarlo è il bollettino della Protezione Civile regionale, che ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede piogge sparse a prevalente carattere temporalesco con allerta gialla su gran parte della Sicilia, lo vedete. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Un'instabilità diffusa che comunque non sta avendo ripercussioni sulle temperature che restano sopra i 30 gradi, a volte rese ancora più calde a causa dell'elevato tasso di umidità, specie nel litorale ionico. E il maltempo, come detto, ha già fatto sentire i suoi effetti nel pomeriggio di ieri. Queste le immagini provenienti da Adrano, nel Catanese, dove un improvviso temporale ha trasformato le strade in fiumi in piena. Emblematico il contenitore dei rifiuti trascinato dalla furia dell'acqua. Il maltempo ha interessato anche Biancavilla e Scordia, l'Ennese ed alcuni paesi del Palermitano, e le previsioni a macchie di leopardo prevedono piogge sparse anche su Catania, con la festa di Sant'Agata d'estate che potrebbe far registrare qualche scroscio d'acqua. E come si anticipava nel servizio, la festa di Sant'Agata d'agosto entra nel vivo. Da stamattina è esposto il velo in cattedrale, domani la processione delle reliquie. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta TV su Antenna Sicilia e Telecolor e in streaming su siciliaweb.it. Luca Celiberti. La festa di agosto in onore di Sant'Agata entra nel vivo. Dalle 7:30 di stamattina e per l'intera giornata di oggi il velo della patrona di Catania resterà esposto in cattedrale. In serata la processione per le vie del centro. Domani a partire dalle 8 saranno esposti il busto di Sant'Agata e le reliquie. In serata la processione. Quella di quest'anno sarà una festa particolare perché annuncerà l'inizio del Giubileo agatino, che comincerà domani, continuerà con le celebrazioni di febbraio e si concluderà nel 900° anniversario del rientro delle reliquie di Sant'Agata a Catania il 17 agosto dell'anno prossimo. Ci prepareremo a questo evento ricordando quanto è importante per noi custodire le reliquie di Sant'Agata, che non significa soltanto tenerle bene nel sacello e custodirle da mani improprie, ma significa soprattutto sentire la responsabilità di una testimonianza che la provvidenza di Dio ha messo nelle nostre mani e che noi dobbiamo imparare a sapere ben utilizzare nell'oggi. La festa del 2025 cade in un momento di particolari tensioni internazionali e idealmente attualizza anche il misticismo del velo. Certamente è un'occasione quest'anno per pregare in modo specialissimo e particolarissimo per invocare il dono della pace, per cui chiederemo a Sant'Agata che ci aiuti a liberarci da quella prepotenza del male che è guerra. I momenti più belli della festa estiva di Sant'Agata saranno trasmessi in diretta sulle nostre TV e in streaming sul nostro sito siciliaweb.it. Oggi su Telecolor a partire dalle 18:45 la processione del velo, domani sempre su Telecolor alle 7:45 l'apertura del sacello e alle 10:30 la Santa Messa e il Pontificale. Alle 19:45 infine su Antenna Sicilia l'uscita e la processione del busto di Sant'Agata. Migliaia di persone in strada per celebrare la fede e la passione verso Maria Assunta. A Messina ieri è stato invece il giorno della Vara. Francesco Triolo. Una storia di fede da oltre 500 anni, migliaia di messinesi e non solo in strada, una devozione che varica i confini dello stretto. La Vara di Messina è stata come ogni anno una festa di popolo che unisce tutta la città. La partenza da piazza Castronovo, migliaia di persone a tirare il cippo della Vara a mano con le corde che quest'anno erano lunghe 125 metri. La fatica tra due ali di folla, la Vara allestita con i nuovi abiti per gli angeli sistemati attorno alla Madonna, diverse le fermate, la più significativa quella di fronte alla prefettura per l'omaggio floreale della prefetta, quindi quella sul viale Boccetta proprio di fronte alla Madonnina del Porto, a cui ci si è rivolti con una preghiera. Una Vara piena di significato, quella di quest'anno, le corde tese al cielo e il cuore che batteva per Sara Campanella. Padre Antonello Angemi, il cappellano della Vara, l'ha ricordata facendo correre un brivido, dicendo no ad ogni violenza. Via Garibaldi è la strada in cui hanno perso la vita anche Lorena Mangano e Gabriele Cavò appena qualche settimana fa. Il momento della girata su via 1° Settembre è quello più emozionante. Qualche problema quest'anno c'è stato per via delle corde che si sono intrecciate per un attimo, ma poi è stato il solito spettacolo di cuori, di forza, di fede
L'ingresso a Piazza Duomo dopo le 21:30 e la benedizione dell'arcivescovo Giovanni Accolla. La VAR ha detto è l'espressione di una fede semplice, di gente semplice, dove non c'è alcuna divisione di classe sociale, ma una sola, quella di Maria. E poi un messaggio di pace per il mondo e nelle famiglie, per gli anziani e per chi è solo. La parrocchia di Santa Maria della Salute a Catania compie 80 anni, grande festa nel quartiere per quella che è diventata centro importante di aggregazione per i giovani di Picanello, come ha spiegato il vescovo di Acireale, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Antonino Raspanti, che ha presieduto la celebrazione della messa solenne. Sentiamolo. Istituire giuridicamente una parrocchia significa far sì che in un territorio delimitato la comunità cristiana che vi si riunisce da una parte è in grado, dall'altra deve provvedere alla evangelizzazione piena di tutte le persone che vivono in quel territorio. Questo significa che si costituisce all'interno del quartiere un punto di riferimento, solitamente educativo, quindi un corpo vivo con tanti organismi che si autogestisce, ovviamente in comunione col vescovo e con gli altri sacerdoti vicini, le altre parrocchie vicine, che si autogestisce, programma, progetta e diventa fonte di vita. Soprattutto il cuore di tutto è incontrare Gesù Cristo. A Piazza Armerina, nell'ennese, una celebrazione tra fede e silenzi per la festa di Maria Santissima delle Vittorie dopo il caso degli abusi. Nel momento di preghiera, il vescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, GR Italia. Un Ferragosto senza polemiche o proclami, ma caratterizzato dal silenzio. Piazza Armerina si è stretta così intorno alla sua patrona Maria Santissima delle Vittorie in una celebrazione solenne che ha in parte riempito la cattedrale nonostante la giornata festiva. Dal pulpito il lungo discorso del vescovo Rosario Gisana, che ringrazia Monsignor Luigi Renna per la sua presenza solidale, ha introdotto la riflessione molto attesa per diversi motivi dell'arcivescovo di Catania. Vivo questa celebrazione pregando per tutto il popolo dell'arcidiocesi di Piazza Armerina. Un messaggio sobrio che non ha fatto alcun riferimento diretto alle vicende giudiziarie che da anni ormai travolgono la diocesi. Un silenzio che pesa perché il caso degli abusi e dei presunti insabbiamenti rimane ancora una ferita aperta. Lo stesso vescovo Gisana è atteso a ottobre a processo per falsa testimonianza, mentre la comunità si interroga sulla capacità della Chiesa di dare risposte chiare e definitive. Nei giorni scorsi una lettera aperta di Antonio Messina, vittima dell'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, aveva riportato la questione al centro dell'attenzione, chiedendo con forza a Monsignor Renna una presa di posizione netta, un segnale che però non è arrivato. Nella celebrazione di ieri nessuna contestazione, nessun cartello, nessun gesto di dissenso, diversamente da quanto accaduto in passato nelle occasioni che vedevano protagonisti sacerdoti coinvolti nel caso Rugolo. La comunità ha scelto il silenzio, un silenzio che sembra voler preservare la dimensione spirituale della festa, ma che allo stesso tempo appare come un segno d'attesa, la consapevolezza che dal pulpito ancora una volta non sarebbe arrivata alcuna presa di distanza. La celebrazione si è così conclusa in un clima di serenità tra preghiere e canti, con lo sguardo rivolto all'altare più che alle vicende giudiziarie. Una serenità che nasconde però la fragilità di una comunità ecclesiale che continua a convivere con domande inevase e con una ferita ancora aperta. Il Corpo Forestale della Regione ha girato con un drone le immagini che state vedendo e che mostrano la nuova frattura che si è aperta giovedì sull'Etna, quota 3.000 metri, nella zona già interessata dall'attività eruttiva di febbraio. La colata lavica, scesa già a quota 2.770 metri, è ben visibile lungo il pendio. Al momento non sono segnalate criticità per boschi, centri abitati e infrastrutture. Non si è verificata caduta di cenere e l'aeroporto di Catania continua a operare regolarmente. Tanti i turisti incuriositi in cammino in queste ore sulle zone sommitali del vulcano. Si raccomanda però di procedere in sicurezza, sempre accompagnati da guide esperte. Rispetto per le persone e attenzione ai carichi di lavoro. A Belpasso, nel Catanese, scendono in piazza i lavoratori della Ergon SPA, richieste e rivendicazioni nel servizio di Tonino De Mana. Chiediamo di rimettere al centro il valore umano al dispetto di protagonismi aziendali che non servono a nessuno. Filcams CGIL Catania scende in piazza al fianco dei lavoratori della Ergon SPA. Sit-in di protesta a Belpasso per dire basta ad una gestione che ormai da anni, secondo i sindacati, si manifesterebbe sorda ai bisogni e ai diritti dei lavoratori. Va in atto un nuovo capitolo di una protesta che dura da oltre 2 anni, una protesta nella quale i lavoratori
stanchi di una gestione veramente scriteriata che non mette al centro la dignità di queste persone, chiedono a gran voce. Chiediamo il rispetto delle persone, l'attenzione ai carichi di lavoro. Ergon è una delle società siciliane leader nel settore della distribuzione organizzata, con oltre 2.500 lavoratori e conta oltre 350 punti vendita. Philcams CGIL chiede all'azienda di invertire la rotta, richiamandola ad una maggiore responsabilità sociale. Abili truffatori e telefonici hanno fatto trasferire oltre 60.000 euro ad una pensionata di Ragusa su un conto corrente fasullo. Grazie ai carabinieri la somma è stata recuperata e presto la donna potrà riaverla indietro. Veronica Barbarino. Il bonifico da 4.900 euro è stato disposto. Se non sei tu, chiama subito il numero. Attimi di angoscia per una pensionata di Ragusa, caduta nella trappola dei truffatori del telefono. Tutto è iniziato con un messaggio sul cellulare. Lo spavento, la chiamata immediata e dall'altra parte una voce rassicurante che si fingeva operatore di banca. La donna, confusa e terrorizzata all'idea di perdere i risparmi di una vita, è stata convinta a recarsi in filiale e disporre un bonifico di 63.000 euro. Neppure i tentativi dei dipendenti della banca, insospettiti dall'operazione, sono riusciti a fermarla. I falsi operatori, sempre al telefono, la incalzavano sostenendo che i bancari fossero parte di un'organizzazione criminale. Solo dopo, rientrata a casa e colta dal dubbio, la pensionata ha contattato i carabinieri, scoprendo di essere stata ingannata. È a questo punto che la macchina investigativa si è messa in moto. I militari di Ragusa, in collaborazione con l'Arma di Napoli e gli uffici antifrode, hanno bloccato e sequestrato i soldi su un conto postale partenopeo, cui ora si indaga per acclarare chi si celi dietro. Grazie alla tempestività dell'intervento, la donna potrà riavere quasi per intero la somma sottratta. Sempre validi rimangono i consigli ai cittadini al fine di prevenire questi odiosi reati. Non comunicare a nessuno i propri dati sensibili, i numeri di conto corrente, le coordinate, i codici PIN e i codici dispositivi, che mai verranno richiesti telefonicamente dai dipendenti degli istituti di credito o dagli appartenenti delle forze di polizia. Informare e proteggere è quindi importante per prevenire. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per vedere le belle immagini dello spettacolo Celia andato in scena a Segesta. Un cane è stato lanciato dal viadotto Palermo-Sciacca in via Olio di Lino, lo riferisce l'assessore comunale a Palermo Ferrandelli. L'animale è stato salvato dagli operai del comune e dai vigili del fuoco. Probabilmente la vegetazione ha attutito la caduta e limitato le conseguenze. Resterà sotto osservazione, ci sono le indagini in corso per capire chi sia stato. E adesso lo spettacolo, il Tempio Dorico di Segesta incanta il pubblico. Ieri sera di scena la prima nazionale di Celia di Maurizio Curcio per un omaggio al poeta siciliano Antonio Veneziano. Laura Spanò. La magia del Teatro Dorico di Segesta ancora una volta ha conquistato il pubblico presente alla prima nazionale di Celia nell'ambito del Segesta Teatro Festival. La sua bellezza senza tempo ha reso ancora più suggestivo l'atteso concerto firmato da Maurizio Curcio, Valentina Migliore e Roberta Scacciaferro, che hanno portato in scena e in musica le ottave del poeta siciliano cinquecentesco Antonio Veneziano. L'atmosfera magica del sito archeologico ha reso ancora più suggestivo l'incontro fra poesia antica e linguaggi musicali contemporanei. Le sonorità, ora ricche e stratificate, ora essenziali e minimali, hanno dato nuova vita a un patrimonio poetico che, pur nato 5 secoli fa, ha rivelato un'attualità sorprendente. Le voci di Valentina Migliore e Roberta Scacciaferro, intense e duttili, hanno accompagnato il pubblico in un viaggio che ha saputo intrecciare tradizione popolare e scrittura colta. Sta perdendo molto l'eleganza della nostra lingua. Ecco, una cosa che ci tengo a dire è che proprio questa lingua è elegante e che dobbiamo mantenerla. Intensa la partecipazione di Anton Giulio Pandolfo nei panni di Miguel de Cervantes, che fu tra l'altro compagno di prigionia di Veneziano. Adesso c'è la pubblicità, poi parliamo di calcio.
Esordio stagionale stasera per il Palermo che alle 21:15 giocherà in Coppa Italia fuori casa contro la Cremonese. Marco Gullà. Vacanze finite, da oggi si fa sul serio. Il Palermo questa sera allo Zini contro la Cremonese proverà a passare il turno in Coppa Italia, seppur di fronte ci sia un avversario che fra una settimana esordirà in Serie A. Sfida difficile ma non impossibile, soprattutto per una squadra costruita per vincere. Alle 21:15 il primo ballo del nuovo Palermo. Dal primo giorno che il Palermo mi ha chiamato, ho scelto Palermo. Per me è sempre stata un'emozione grandissima, so che c'è tante aspettative nei miei confronti, anche ringrazio la gente perché anche l'altra sera è stato qualcosa di meraviglioso, perché mi sembra di aver sempre allenato il Palermo e di aver regalato tantissime gioie a questi tifosi. E invece non ho ancora fatto nulla. Ma dal nulla Inzaghi vuole creare un gruppo unito e vincente, e allora la sfida di stasera contro i grigiorossi sarà anche un test in vista dell'esordio in campionato della prossima settimana contro la Reggiana al Barbera. Alcune assenze in casa rosanero, out Gomis di Francesco Magnani e Gomez, in porta esordio per Bardi, ma il Palermo è alla ricerca di un altro portiere. In avanti l'Eduaron potrebbe essere preferito a Brunori, poi Palumbo a supporto di Poyampalo. A difendere la porta della Cremonese l'ex Audero, in avanti Vasquez e De Luca. E domani esordio ufficiale anche del Catania in trasferta a Crotone. Marco Carli. Fiducia è quella che traspare dalle parole di Toscano in vista dell'esordio in Coppa con il Crotone, ma in generale in vista della stagione rossaazzurra. Contento di come la squadra ha lavorato, a differenza dell'anno scorso che si è lavorato non nella maniera giusta, e quindi quando non lavori nella maniera giusta e costruisci ben poco, e poi si è visto nell'arco del campionato quello che non avevi costruito in ritiro, che io reputo il periodo più importante dell'anno. Il tecnico ribadisce il concetto di quello che pensa della squadra quando parla dell'intero campionato. Questo girone è un campionato, è un girone tosto e noi dobbiamo essere più tosti del girone, quello è l'aggettivo, che oltre alla continuità. Sul mercato Leonardi è considerato un investimento per il futuro del club, che è pronto ad andare anche sulla punta di esperienza, garantendo un altro intervento importante con Caturano, che resta al momento primo obiettivo in tal senso. La società è disponibile a migliorare questo organico, il direttore è attento a cogliere le opportunità. Dobbiamo essere concentrati nella partita di domani. A Crotone non ci sarà d'ausilio, lavorerà a Catania con un programma individualizzato per recuperare la piena condizione ed essere disponibile alla prima di campionato. 22 convocati per Crotone, indisponibili Stoppa e Luperini alle prese con i postumi di contusioni, Rolfini a causa di una distrazione muscolare di Tacchio, per lui trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro, e Forti a riposo dopo un'infiltrazione a un dito del piede. L'altro indisponibile è Frisenna, che ha completato la fase di riatletizzazione e tornerà a fare i primi test in gruppo la prossima settimana. Impegni esterni anche per il Trapani a Picerno e per il Siracusa che stasera gioca a Foggia. Tra l'inizio del campionato e le prossime operazioni di mercato, impegni di Coppa Italia per Trapani e Siracusa, occasione propizia per verificare il lavoro svolto, le necessità di rinforzi e le aspettative dei tifosi. Il Trapani domani sera sarà ospite del Picerno. Per questa gara il tecnico Granata Aronica dovrà fare a meno di Ciufferri, fermo per infortunio. De Luca invece potrà disporre di un Picerno al gran completo. Sul mercato il Trapani, in attesa di chiudere per un centrocampista offensivo, ha respinto l'offerta di Carriero richiesto dall'Arezzo. Foggia-Siracusa, in programma stasera alle 21 allo Zaccheria, stabilirà l'avversaria della vincente tra Crotone e Catania. Vigili agitate in casa Siracusa senza il tecnico Turati, ufficialmente assente in Puglia per problemi di salute. Al suo posto Spinelli in panchina e con appena 17 calciatori convocati, di cui 6 giovani della primavera. Futuro incerto, la fideiussione non è stata ancora versata e il mercato è bloccato. Servono almeno 5 acquisti per costruire un Siracusa competitivo per la salvezza e forse per ritrovare Turati sulla panchina azzurra. È tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.